Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Dai! Forza ragazzi che si ritorna sul ring, si ritorna in battaglia, nuova settimana, nuova battaglia, nel nome di chi? Nel nome del nostro capitano, sì, Salvini, vai! Salvini! Trema l'Europa intera ai canto comunisti, la Lega blocca ONG e scappisti, attenti clandestini, c'è Salvini, Lega no, Salvini, Lega no, vota con una is, vinciamo senza sforzo, li sfonestiamo come il 4 marzo. Mai più centri sociali, c'è Salvini. Mai più centri sociali, c'è Salvini, ragazzi. Ma dove troviamo una canzone che rispecchia meglio l'attualità politica? Cercate Lucentini su YouTube, è lui che mi fornisce questa benzina che prende fuoco così facilmente, signori. Da Sammy Varin, benvenuti su RPL, la rete dei popoli liberi. Anche quest'oggi vi libera da Fico, che è una Boldrini col pistolino. Ormai questa cosa la dicevo un anno e passa fa, ragazzi, quando si parlava che diventava presidente della Camera. L'abbiamo detto tutti, ma Fico e Boldrini al maschile, è un boldrino. D'altronde lo sapevamo. E cosa vi aspettavate? Che nel giorno della festa della Repubblica degli italiani dicesse sì, viva l'Italia, viva il nostro paese, gli italiani, viva quelli sfigati, cazzo, che dormono in automobile. Mi ha fatto arrabbiare sta cosa, il servizio su Canale 5 ieri. Già, prima hanno fatto parlare Fico dicendo che giustamente era la festa di tutti i rom, di tutti i migranti. Dopo 3 minuti c'era il servizio su quello che dorme in macchina, aiutando anche altri 2, signori. Tutti in una macchina dormono, con gli amici della chiesa che gli danno ben un pasto al giorno, ma grazie amici della chiesa. E la doccia ogni 2-3 giorni, ma non il sabato e la domenica. E Fico, il vostro, di voi che avete votato 5 Stelle e siete rimasti pochetti, perché dopo l'ultima tornata avete cambiato idea moltissimi. Voi che avete votato 5 Stelle avete voluto un Fico che non è quello del naso, ma è un Fico politico. Io non ce l'ho con la persona Fico, bellissima persona, mi sta pure simpatico, ce l'ho col Fico politico, già, che esce dal naso ed entra proprio in Parlamento, ma guarda un po', a fare il capo di tutto quello che succede ogni giorno nella Camera dei Deputati. Basta, lasciatemi stare. Apriamo le linee allo 0266203529. Se non vi vergognate di voi stessi, chiamate in diretta Sammy Varin. Oggi d'altronde è il lunedì dell'imprenditore, non posso non presentarvi gli imprenditori. Prima di tutto, scenari economici. Sì, ce li abbiamo qua, come al solito. Guardate un po' chi vi ho portato. Guardate, ecco, mi è caduto addirittura il tablet perché l'emozione è tanta, perché lei ha delle palle bianche attaccate al collo e non si possono non vedere. Valentina Lucarelli, ciao! Buongiorno a tutti e buongiorno a me per la pazienza che ho nei confronti di Sammy. Scusa, ma te le vai a cercare. Cioè, ora mi entra in studio tutta vestita di nero con delle gigantesche palle bianche appese al collo. Cioè, Black and white. Black and white, ma chi sono questi? Quelli dei 5 Stelle che hai fatto fuori e poi hai appeso le loro palline nel senso metaforico. Guarda, potrebbe anche essere, perché no?
Perché no? Perché no? Potrebbe essere una simbologia nuova. Simbologia nuova, Sì. va bene, giro subito, facciamo vedere chi c'è dall'altra parte. Per fortuna lui, poche palle, signori, Dario Polini, fiscalista e commercialista, ciao! Buongiorno a tutti. No, vabbè, più che altro sembrano sei le chewing gum, quelle che prendi nelle macchine, quelle Ho capito. però meglio non mangiarla. Queste collane, prendo atto, queste collane non hanno avuto successo negli studi di RPL. No, se ne parliamo è sempre un successo. Cioè nessuno te le aveva mai fatte notare praticamente. No, ma vanno di moda quest'anno, le troverai addosso a un sacco di altre donne, proprio a... Solo donne, gli uomini non le portano. No, loro le portano altrove. Comunque le donne, appunto, perché per simboleggiare appunto quanto ne hanno piene anche le donne. È vero, guarda che non è male, questa è una meditazione interessante. Le donne ne hanno così piene le scatole che se le appendono e le indossano al collo come Cimelio. Esatto. Guarda un po' quanti ne ho fatti fuori. Per fortuna oggi ci sono le api, ragazzi. È lunedì dell'imprenditore. Sammy Varin vi ha portato un apicoltore, ragazzi. È l'Ortelli. Ciao! Grazie. Conosciuto soprattutto attraverso la Renata Galanti, perché ti invita spesso e volentieri la Renata. Gli piace parlare di miele e di salute. Stefano Ortelli, che ha un'attività dove esattamente? A Trezzo sull'Adda. Pochi chilometri da Milano, pochissimo da Monza, quasi attaccato ad Agrate e Brianza. Qualcuno che crede ancora nel miele, la cosa più buona che ci sia. Ho visto sulla sua pagina Facebook dei regalini bellissimi. Se i vostri figli, nipoti, cugini fanno la prima comunione o una cresima, un barattolino di miele con il mescitore, come si chiama quel cosa? Il prendimiele. Il prendimiele! Il prendimiele! Sapevate che esiste il prendimiele? È una cosa bellissima che te lo fa torcigliare tutto intorno e poi non te lo metti in bocca. Apro subito una piccola polemica apra. Ecco, evitate di andare nei supermercati a comprare quei mieli da 2 euro, quelli sintetici che non sono neanche il miele, e andate da chi come lui il miele effettivamente lo coltiva e lo produce qui in Italia. No? Sì, perché effettivamente andando nel supermercato ne trovi anche a €1 al vasetto, però io non so che miele sia. Allora non facciamo pubblicità, chiaramente. Io da piccolo sono cresciuto con il miele Ambrosoli, che poi mi sono accorto che si è pure buttato in politica, quindi non l'ho più comprato, ho detto lasciamo stare. Però dopo vai a leggere sul miele Ambrosoli che cosa c'è scritto. Tra poco vi diciamo cosa c'è scritto sul miele Ambrosoli. 0266203529, un po' di voci dei nostri ascoltatori. Pronto? Pronto, sono Giuseppe da Torino. Ciao Giuseppe. Dunque, volevo chiederti, avete saputo quella notizia che in provincia di Pavia hanno eletto un sindaco trans? Sì. Ne ho parlato venerdì, ma perché ricordarmelo? A Dromello, signori, un sindaco trans, ma soprattutto un bel sindaco, cazzolino, è bello, un bell'uomo, con la barba, con la voce da uomo, che non lo so se si chiama Maria, però ma non sembra trans, non capisco se è una donna che si è trasformata in uomo ed è venuto benissimo, cavolo, o se è un uomo che si sta trasformando in donna e direi come prima cosa di farsi la barba. Tu ne sai di più? Buona la prima, mi direi. Ascoltatore, ne sai di più? No, io non sapevo, l'ho solo detto una volta, l'ho sentito, poi non l'ho più detto. Non so che è una roba incredibile. Ma con quale partito è stato eletto? Non con la Lega. Adesso si trattasse di una civica. Grazie caro, però io non c'ho niente contro, adesso non tirate fuori la storia dei gay, ecco Sammy ce l'ha contro l'omolatria e quindi l'applauso quotidiano agli omosessuali, ma anche la migrantolatria, l'applauso quotidiano alla fico di tutti i migranti e rom. No, Sammy Varin non ce l'ha mica con rom, migranti e gay, ce l'ho con gli amici giornalisti professionisti, of course, che hanno tirato fuori la notizia. Cioè, questo l'hanno eletto sindaco perché probabilmente è una brava persona, lo conoscono. Uno può essere gay, lesbico, cambiare sesso dalla mattina alla sera, ma sono fatti suoi. Che cavolo c'entra sottolineare che hanno fatto un sindaco gay a Dromello, in provincia di Pavia? Non vuol dire gay. Gay è una cosa. È peggio ancora. Vuol dire che un po' di chi, un po' di là, ma cosa ce ne frega? Ma che cosa ce ne frega? L'importante è che sia un buon sindaco, che amministri bene il suo paese, o no? No. No, signori,
l'omofoba Valentina No, Lucarelli. io non sono omofoba, perché si sta parlando di uomini gay. Assolutamente, qui si sta parlando di uomini o donne trans, non capisco, insomma, donne ve la faccio anche vedere così. Donne se la che- volete bloccare su donne, Facebook, ma molto questa volentieri, così vivo è più la mia serena. pagina, però non rompete a me. Lei Così è vivo più Valentina serena. Lucarelli. Dicevi, scusa, sì. Allora, quasi mi fai perdere il filo, tanto sei teatrale, Sammy. No, ascolta, il discorso è un altro. Il discorso è che quando un trans sta a casa sua, sta a casa sua. Quando un trans vuol dire che è una persona che sta intraprendendo un percorso per diventare da donna a uomo, da uomo a donna. In questo caso non necessariamente si è fatto operare, perché se si facesse operare sarebbe anagraficamente appunto uomo o donna, non sarebbe trans. Quindi il trans indica una persona in una condizione, come dire, una condizione non definita secondo madre natura. Allora, intesi preciso, madre natura è intesa come generi creati dalla natura, uomo e donna. Perché, ripeto, anche i gay si definiscono uomini, attenzione, si definiscono uomini gay. Vabbè, ma detto questo, questa era la premessa, lo so, sono un po' logorroica, però no, vabbè, però il discorso è questo: quando uno viene eletto sindaco diventa un simbolo. Diventa un simbolo perché in questo modo esporta un concetto in tutta Italia. Capisci? Quindi cosa vogliamo propagandare? Cosa vogliamo insegnare? Vogliamo insegnare una società sterile in cui in futuro i bambini nasceranno in uteri artificiali. Non me lo sto inventando, sto citando in questo momento Enrica Perucchietti nei suoi libri, scrittrice e giornalista. Andatevi a leggere i suoi libri, così sarete più informati sull'argomento. Signori, per la prima volta la Valentina Lucarelli è più cattiva di Sammy Varin, però ve lo intervisto, questo sindaco di Dromello, mi pare. No, non è cattiveria, è una... No, certo che lo devi intervistare, volentieri, non è cattiveria, non mi far passare per quella che non sono. Sto dicendo che il futuro vuole andare verso una non procreazione cioè per vie naturali, per controllare la procreazione attraverso l'eugenetica, cioè il fatto di selezionare a monte chi deve nascere e chi non deve nascere, quindi effettuare un controllo sulla popolazione. Questo volevo dire. È il primo cittadino trans, signori, e dal buon esempio. Ancora una chiamata, poi parliamo di api, che loro si moltiplicano così bene, sono contenti. Parlare di api è molto più bello, posso molto più bello. Pronto? Sì, pronto? Ciao. Ciao, da Genova Giuseppe. Ciao. Senti, io sono da diversi anni un elettore della Lega, sempre di destra comunque, no? Prima del Polo della Libertà, Forza Italia, eccetera, sono della Lega. Però devo fare un po' un appunto. Vai. Cioè, Salvini, Matteo ci faceva durante l'anno scorso che avrebbero sbloccato le pensioni, l'indicizzazione delle pensioni. Io dall'inizio dell'anno sto prendendo 50 euro in meno dell'anno scorso. Certo. Cioè praticamente io dal 2012 fino all'anno scorso ho sempre preso fisso la stessa quota. Credevo di trovarmi di più con lo sblocco, invece mi sto trovando con 50 euro in meno. Stamattina ho guardato la pensione, all'inizio dell'anno 16 euro in meno e adesso altre 35 euro in meno stamattina che ho ritirato la pensione. Grazie, è una critica che assolutamente prendiamo e giriamo a questo governo. Sì. La risposta è stata, e poi magari abbiamo qui comunque scenarieconomici.it, più tardi sentiremo anche il Senna, che è il presidente della Commissione Attività Produttive Regione Lombardia. La risposta è stata che hanno abbassato di qualche euro le pensioni medie e di qualche euro in più le pensioni abbastanza importanti. 50 euro mi sembra tantino. Anche a me. C'è ancora una chiamata, poi le blocchiamo, che sentiamo il nostro apicoltore. Pronto? Sì, ciao Pino. Chi sei? Pino. Ciao Pino, dimmi. Ciao. Valentina, veramente complimenti. Oggi arrivi male, Pino, richiama più tardi perché arrivi veramente male. Stop alle chiamate, l'apicoltore. Apicoltore. Mi ha fatto i complimenti. Ti ha fatto i complimenti? Grazie, sì, mi ha fatto un complimento. Perché lei l'ha capito, io no? Perché a me piacciono i complimenti, quindi li capto sei riuscita a facilmente. intelleggere che... Oh, yeah. Grazie Pino, scusami, ma io proprio non riuscivo a sentirti. Ciao Pino, un bacio. Senti, parliamo un attimo delle api. C'è stata la giornata mondiale delle api tempo fa, ma mi pare che non ci sia
una bella situazione per le api. Sentiamo l'apicoltore, come stanno queste api? Mi pare mica tanto La bene. giornata mondiale delle api è caduta proprio in mezzo a un mese abbastanza pesante per noi, perché praticamente era inverno, ma le api si aspettavano altro e quindi non riuscivano a raccogliere il miele per noi, ma soprattutto per loro. Per cui non c'è molta allegria per chi fa il tuo mestiere, e soprattutto anche di fronte a un inquinamento che non sembra abbassarsi in maniera così importante, eccetera. Cioè sono nemici grandi questi. Abbiamo un sacco di nemici, ma quest'anno è stato il tempo e il clima a metterci a terra. Cioè, abbiamo messo il doppio del lavoro del solito per non portare a casa niente. Infatti questo caldo ci dà da sperare di riuscire a fare qualcosina da qui ad agosto. Perché con il freddo le api non producono o producono meno o se ne stanno rintanate? Come funziona tecnicamente? In linea di massima a maggio c'è un clima dai 15 ai 25 gradi, mentre di notte era sotto i 10 gradi, quindi il fiore non si prepara, e di giorno si arrivava a 15 gradi, non si sentiva il profumo della robigna in questo caso. Non vengono proprio attirate. E le api non raccoglievano neanche per il fabbisogno loro, però comunque erano tante perché era maggio. La regina sapeva che era maggio e doveva esserci un clima decente, e mangiavano per tante. Mangiavano 2 kg di miele al giorno, se ne producevano solo uno diventava un problema, andavano alla fame. Tendevano a... E qui abbiamo scoperto una cosa, che le api il miele anche se lo mangiano. Siamo ignoranti, ma molti di voi scommetto che dicono cioè non è che sono così altruiste che le fanno solo per noi. Io pensavo che noi aiutiamo tutti i migranti, soprattutto se sono gay, e non vedo perché le api non possano. No, quindi abbiamo scoperto una cosa importante, che il miele le api se lo mangiano, poi ne fanno un po' di più perché vorrebbero metterselo da conto, ma noi glielo freghiamo. Ecco, se posso fare ancora un discorso economico, a voi miele, il costo di produzione quanto è, e come possono, diciamo, la grande distribuzione fare dei prezzi così? Perché mi dicevano degli amici apicoltori che effettivamente pensare di vendere un vasetto a 1,50 €, 2 € è veramente un costo sotto produzione. Loro magari sono fortunati perché fanno dei grossi numeri, però già un vaso di vetro con una capsula costa 50 centesimi, quindi quello che c'è dentro sicuramente è scadente, perché non puoi fare quei prezzi lì. Quest'anno un vaso di acacia potrebbe costare anche 20 € per quello che non abbiamo fatto, però poi cerchi di stare sul mercato e di fare un compromesso. Sicuramente quando è dicembre non ci sarà più miele di acacia italiano, per le notizie che ho io, tutto il resto sarà di importazione. E che differenza c'è fra il miele che fate voi e questi mieli sintetici che dicono? Ad esempio quello che ha sempre comprato Sammy Varini, il miele Ambrosoli, che è buonissimo, ma poi che cosa ci leggi sopra? Miele che arriva da tutte le Ungheria, Romania, Brasile, cioè nei posti più strani. In verità sono bravi anche loro a fare miele, però io ho il dubbio che loro si tengano il loro miele, lo importano e poi lo vendono per loro, quindi ti scrivono Argentina, ma magari anche loro a sua volta l'hanno portato da fuori. Questa è un'idea che mi sono fatto senza nell'est Europa ho mangiato del miele e anche dei prodotti a base di miele buonissimi che era prodotto lì. Infatti quando mi dicono il miele arriva dai paesi dell'est Europa dico ma ci sono stato, l'ho assaggiato, è buono, però è impensabile il prezzo a cui lo vendono. È sempre un discorso di prezzo che lascia comunque il dubbio, perché anche lì 4-5 € un vasetto li costava. Quindi... sì, per il posto dove era comunque caro anche loro. E se riusciamo a prendere il nostro miele che è a chilometro zero, che è comunque guardi negli occhi l'apicoltore, è sempre meglio. Quindi anche quei banchetti, quei mercatini che si vedono in giro dove effettivamente vedi il miele locale, tu consigli di fare questi acquisti anche se non conosci quello che lo produce, c'è lì la faccia, ma ti devi fidare in qualche modo. Sempre meglio di quello del supermercato. Beh, con 2 o 3 domandine fatte bene si riesce a scoprire se è un farabuto. Domandina, dai, domandina fatta bene. Dicela almeno una domandina fatta bene, dai. No, ma se fa apicoltura nomade, quindi sposta le api nelle varie zone e ha più prodotti,
o se le tiene fisse, quindi avrà 1 o 2 tipi di miele massimo. Quindi dobbiamo preferire i nomadi o gli stanziali? I nomadi in concerto. No, siccome parliamo di rom, migranti, eccetera, ne parliamo bene perché non rubano. Nell'apicoltura il nomadismo può portare dei benefici perché riesce a fare anche il rododendro, che se tieni le api ferme non riesce a fare il rododendro, il miglior miele che c'è. E si Posso fa confermare, solo in alta benissimo. montagna. Ha degli aromi incredibili. Una volta ti hanno regalato un vasetto piccolino. Sì, penso che sia durato niente perché era piccino. Quando è uscito da qua era già finito. È un ricostituente, Sandy. La prossima volta te lo compro più grande. Allora dai, io così, faccio in quel l'appello a formato. tutti i produttori di miele all'ascolto, soprattutto quello che c'è qua. Io, avendo la gola che uso quotidianamente, ho bisogno del miele, quello che faccia bene alla gola, al raffreddore, al catarro, eccetera. Quale potrebbe essere? Rododendro? Quale potrebbe essere? Rododendro è il migliore. E Come io sapore. starei su una melata di bosco, una melata di abete, ha proprio delle cosine che aiutano le vie respiratorie. E allora vengo a comprarlo da te il miele. E dove lo vendi? Ripetiamo bene, il miele tu, e se si può anche vendere per corrispondenza, sai che adesso sono i metodi più strani, eccetera. Dove sei esattamente? A Trezzo tutti i pomeriggi in Viale Lombardia, lì dove abbiamo la sede, poi mi trovate. Apicoltura Ortelli. Chi ci segue da Palermo invece che deve fare? Ma scenderei io a portarlo volentieri perché è sempre bella anche Ma ci Palermo. saranno anche dei produttori locali, il miele di arancio. Io volevo sapere se lo Miele- spediva miele in di fiori giro, no? d'arancio. L'arancio, il d'accordo. timo è molto buono Ecco. in Sicilia. Sì, comunque qualche cliente che servivano prima qua in zona e adesso si è Allora, il spostato. chilometro Noi- zero, sai, mi poi Noi a Firenze difficile. abbiamo trovato una cosa particolare, c'erano praticamente all'interno degli alveari che si mangiavano. Il miele in favo sta andando molto di moda. Miele di favo. Sì, Miele- fa un miele po' scena. favo, sì. Abbiamo visto Sì, in l'ho anche albergo. assaggiato io. Ma Ti mangi l'alveare? Sì? Sì. Vabbè, ti fanno Interno. vedere le cellettine delle api, no? E tu, perché non ti tiri fuori il miele, è molto scenografico come Le presentazione degli api alberghi. sono andate a Era farsi anche il molto Beh, sì, buono, li hanno allontanate. Preventivamente. Come le convinci le api ad Come le- allontanarsi? ecco, come le Ma loro convinci? sono Come- delle no, gran la lavoratrici, La quindi domanda è importante. togliendogli il favo, loro vanno comunque avanti a lavorare. Sono un po' leghiste, un po' padane, cioè No, ma grandi spieghiamo lavoratrici, quali mai sono- a casa. Spieghiamo, Sammy, quali sono i metodi per allontanare le api dalle loro cellettine? Beh, noi quando Per estrarre il miele. togliamo il miele dai Mm. melari, quindi la parte sopra dell'alveare, dell'arnia, o le soffiamo avanti, così che loro rientrano e noi nel frattempo riusciamo a togliere i melari, o ci aiutiamo con un po' di fumo. Il fumo mi sembra... Il fumo fa male, mi sembra- si accendono le sigarette, no? Il fumo in Vabbè, fumo, come accendono un cacchio fuoco. si fa a parlare seri con un Perché c'è la semivagina a pubblicità, fianco? c'è una chiamata e poi la pubblicità, ci E fermiamo per qualche vai. minuto. Pronto? Pronto? Ciao? Sì, finalmente. Adesso sono col fisso, quindi non cado la linea. Sì, però No, devi sì. fare veloce perché c'è la pubblicità. No, però fammi parlare, altrimenti... siamo Però tutti 30 lì, secondi. Allora, brava la Valentina. Un bacio, grazie. Miele di arancia per chi ha la tosse, perché fa benissimo, l'ho sperimentato su di me. Allora, per quanto riguarda il discorso di ieri, il signor Fico, che è il presidente della Camera, secondo me poteva anche risparmiarsi ieri di fare quelle dichiarazioni, proprio ieri, avrebbe potuto dire un altro giorno, ma perché poi parlano di equilibrio istituzionale, ma questo è uno squilibrio tremendo, perché veramente mette in subbuglio tutte le istituzioni se dici queste cose il giorno del Festa della Repubblica, no? Quindi, primo, mi senti? Sì. Ecco. Secondo, per quanto riguarda il populismo, cioè tutti parlano populisti in modo sempre negativo, però bisogna distinguere la cosa. Il populista è quello che io intendo, come magari i leghisti si sentono, ecco, non vengono chiamati, definiti, è quello che, diciamo, il populista è quello che comunque sente il bisogno del popolo, quindi il populista è quello che traduce i bisogni dei popoli in istanze. Grazie, sei stato chiarissimo, a più tardi. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare.
Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Sono Giovanna. Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory, ergonomico, a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. La trasmissione Revelot di Marco Pinti. No, non è mica il leghista dal volto umano? Sì, è Marco Pinti, Sammy. Marco Pinti, il leghista dal volto buono, umano, più vero, lo sguardo sincero. Irriverente, potrebbe essere anche il titolo della trasmissione. Ma parla, di qualcosa. Di qualcosa. Ci sentiamo tutti i giorni dalle 16:30. I wanna everybody say, I wanna be. Duraminga. Il Duraminga nel disco della settimana, sì. La rivoluzione è appena iniziata. Buon divertimento su RPL. Potere al popolo, signori. Tra poco torniamo a parlare di miele e di api, perché abbiamo in studio l'apicoltura Ortelli di Trezzo sull'Adda, a 2 passi da Monza, da Milano, dalla Brianza, ma anche vicino a Bergamo. Lo sapete, il lunedì dell'imprenditore contiene anche bravissimi imprenditori di se stessi e in questo caso imprenditori musicali. Tra poco faremo 4 chiacchiere con Arag. In realtà lui un nome ce l'ha, si chiama Alessandro, ma in arte Arag. Sentite questo pezzo cantato e girato nei sobborghi torinesi, molto importanti per qualcuno, ad esempio per noi che amiamo il territorio. Difendere il territorio è basilare e le periferie sono quasi sempre dimenticate. Arag!
vi salta fuori anche questo videoclip girato nelle periferie di Torino. 14:39, ancora è in diretta Sammy Varin, la Valentina Lucarelli, il Dario Polini, ma soprattutto l'Apicoltura Ortelli di Trezzo sull'Adda, che adesso vi dà anche un numero di telefono se volete maggiori informazioni, se volete ordinare a casa vostra il miele buono, ma soprattutto se volete qualche consiglio, perché mi state scrivendo anche in WhatsApp 346 642 7756, ma pure in radiovisione, qual è il miele migliore per i bambini? Che è la caccia. La caccia, signori. Il miele migliore per chi ha tosse, raffreddore, sempre il catarro nelle orecchie, e voilà, mi ha dato la melata. Se avete qualche domanda la potete fare direttamente anche allo Stefano. Stefano, vai con un contatto. Sì, 334 337 3589. 334 337 3589. La Valentina vuole fare una domanda? Sì, lui già in parte ha risposto, nel senso che di indicare il miglior miele per i bambini ma anche gli adulti, che facciano una sana colazione evitando le merendine sintetiche. È sempre preferibile un buon pane semi-integrale, anche di multicereali. Un cucchiaino di miele ci sta ogni mattina assolutamente, anche per i più adulti. Chiaro, non invito a mangiarsi un intero vasetto, perché ovviamente ne risentirebbe la linea e l'indice glicemico. Però voglio dire, in medio stat virtus, noi sappiamo che è di tutto un po', con buon senso, ma il miele è buonissimo, è un alimento sano, energizzante, soprattutto per chi è sportivo. Ho visto persone che praticano lo sport a livello agonistico utilizzare il miele e il cioccolato durante le loro pause di attività. Poi chiaramente io ho invece delle clienti che lo mangiano la sera prima di andare a dormire, perché si racconta bruci grassi. No, allora io parlo benissimo del miele come ingrediente, però io ho fatto collaborazione per un anno con un noto nutrizionista francese. E il miele a seconda del contenuto di fruttosio o meno all'interno del che lo si vede cristallizzando. Quando ho più glucosio vuol dire che cristallizza prima il miele, quando ho più fruttosio rimane più liquido. Ah, ok, perfetto, ottima indicazione. Un miele che contiene più fruttosio, quindi che rimane più liquido nel tempo, è un miele che ha un indice glicemico inferiore. Sì. Quindi in realtà appunto varia il tipo di miele. Prima di andare a dormire io non nego che se una persona vuole rilassarsi e vuole concedersi quel cucchiaino di miele, io non ho nulla in contrario, perché piuttosto che andare a letto contrariati, non rilassati, ogni tanto ci sta. Ogni tanto lo faccio anche io. So che dovrei farlo al mattino, non la sera, ma ogni tanto se ne ho bisogno lo faccio, anche nelle tisane. Io faccio la tisana. Però che abbia un effetto dimagrante lo escludo in maniera, mi perdoni, categorico, però lo possiamo mangiare in altri momenti della giornata. Ripeto, la sera se ci si vuole fare una coccola ben venga. Ottimo, allora avanti con le coccole. Ecco, ok. Ottimo. Mario Fabris da Asiago, anche lui appassionato di miele. Ciao Mario! Ciao Sammy, ciao, come andiamo? Bene? Bene, benissimo, raccontaci, parlaci di miele. Lo sai che io canto, no? Lo sai che io canto. Certo. E allora, la medicina migliore per il canto penso sia il miele, come te per parlare, io per cantare. È vero. Allora, volevo domandare al signore là presente due questioni. A che temperatura si può mettere il miele nel latte, nel caffè, nelle varie... questa è una buona domanda. Beh, si tende... io consiglio di metterlo prima di berlo, non appena tolto dal pentolino. Se teniamo presente che nell'alveare stanno 40-42 gradi, possiamo arrivare anche noi col miele a quella temperatura lì. Sopra si tende a portare via le proprietà che ha, quindi la bontà rimane la parte dolcificante, ma non quella benefica. Quindi questo è un grosso problema, perché io magari penso di fare un bel termo di bevanda per poi berla durante che canto, che dopo spesso l'erismo e tutte quelle cose lì. Chiaro.
Però lei mi dice che è meglio non superare i 50 gradi, insomma. 50 gradi è già un bel limite. Perché in madre natura tu appunto insegni che 40 gradi lo fa il miele, quindi noi dobbiamo utilizzarlo secondo madre natura, cioè 40 gradi, quindi una bevanda appena tiepida, no? Sì. Altrimenti perde delle sue caratteristiche migliori. I suoi benefici è che molti... Sì. La seconda domanda, e questa è purtroppo... è vero che quest'anno c'è una carenza di miele? Effettivamente in tutta Italia ho notizie brutte, in Brianza molto brutte perché è anche grandinato, in più a avere delle temperature abbastanza brutte. Per ora abbiamo perso la produzione della caccia, che è quella più importante, però probabilmente riusciamo a fare castagno, tiglio, altri mieli, quindi se riusciamo, anche chi mangia il miele di acacia perché è delicato, è comodo, è liquido. Io cosa vuole? Trovo più facilmente qui da noi i millefiori. Da voi c'è buono anche il rododendro, cerchiamo di spostarci magari su altri mieli che da qui a... I millefiori sono abbastanza buoni? Il millefiori è molto completo e quindi va bene. Adesso ho fatto una domanda diciamo commerciale. Lei dice che lei lo vende il miele, no? Sì. Ma da dove vengono il suo miele? Noi spostiamo le api, quindi è Lombardia, Piemonte e Sardegna. Sì, perché qui comincio a avere difficoltà a trovarlo. Io vorrei il miele da un produttore, perché una volta avevo un amico che era produttore, adesso purtroppo non lo fa più. Ho parlato con un amico l'altro giorno qui, ho detto io vado con miele, neanche un chilo. No, in certe zone abbiamo dovuto alimentarle noi, sembra brutto da dire, ma erano alla fame. E c'è da avere un attimino di pazienza, poi quando si trova l'apicoltore giusto, magari il periodo migliore per comprare miele a settembre li trova tutti quelli che ci sono. Se io le chiedo per esempio di mandarmi 10 kg di miele, per esempio, ma vengo anche a trovarla, così ci conosciamo. No, perché io ne mangerò 20 kg all'anno sicuro. È una buona media, io farei 1 chilo al mese, però se siete in 2 già riuscite a mangiarlo. Grazie caro, allora diamo ancora il numero di telefono dell'apicoltura Ortelli e lui si muove, va in tournée con le sue api, però volendo ve lo spedisce semplicemente 334 33 73 589 334 33 73 589. Sarebbe un bel segnale da parte vostra che alla fine di questa trasmissione lo Stefano Ortelli ricevesse un fracco di telefonate o di WhatsApp per ordinare il suo miele, per provare la cosa più buona del mondo, secondo me. Quindi è importante, se qualcuno ti telefona, tu lo sei in grado anche chiaramente di spedirne un quantitativo, certo. Tanto voglio dire, un miele dura validamente 2 anni, se non mi sbaglio. Noi gli diamo fino a 3 anni, dipende da come è stato quindi voglio prodotto. dire, possono anche un po' ammortizzare il costo di spedizione, facendosene spedire, come faccio io di solito, una quantità superiore, ecco. Quindi è bello il collegamento diretto tra il produttore e il consumatore, è molto bello. È importantissimo. Anche perché consente al produttore di sopravvivere bene. Esatto, è basilare, e soprattutto se sbirciate sulla pagina Facebook dell'Apicoltura Ortelli, cercatela su Facebook, sono un fracco di belle idee per i vostri regalini, cresime, comunioni, pacchettini con la scatola di miele buono, il coso che non mi ricordo più come si chiama, il prendimiele di legno, che immagino costi veramente un prezzo minimo, ma fate scena, regalate una cosa buona, il prendimiele poi vi rimane per sempre, ma soprattutto regalate una cosa che fa bene soprattutto ai bambini, e immagino che sia un'idea assolutamente innovativa, particolare, che non ti fa spendere un occhio della testa. Sì, no, siamo comunque sul mercato. E il prodotto bellino che stiamo cercando di fare adesso, spostando le api in montagna, magari anche le api ci aiutano, è il miele in favo, quindi il miele direttamente dal favo, rimane un bel prodotto che bisogna assaggiare. E io non l'ho mai assolutamente. Allora ci prenotiamo io. No, andiamo a Trezzo, io porto i bambini e tu porti il gatto e andiamo a vedere un attimo sto miele in favo. Scusa. 3
pezzo sull'Adda, apicoltura, ortelli. Fatemi salutare, abbiamo prima il cantante che prima non siamo riusciti a beccare, gli facciamo dire un ciao, Alessandro Arag. Ciao a tutti, ciao a tutti. Piacere di averti trovato e soprattutto complimenti. Il pezzo che abbiamo trasmesso dalle periferie torinesi è bello, importante, ma soprattutto descrive secondo me la tua poetica, la poetica di Arag, quello che un rapper deve trasmettere, quello di cui bisogna parlare, e poi c'è anche una sorpresina finale, se vi guardate il pezzo su YouTube, che non diciamo, ma che insomma, come mai questa sorpresa finale? Beh, una collaborazione con il mio compare di Crew, che anche lui è uscito con un singolo molto bello, e è stato divertente unire i due progetti così, come in un film della Marvel, che vediamo Iron Man in un film di Hulk. È forte, no? Ma guardatelo girare, Arag gira in bicicletta per Torino, è veramente figo. Arag, ti prometto che ci risentiamo, adesso purtroppo siamo di corsa perché abbiamo altri ospiti. Dici un attimo dove ti si trova su Facebook, se c'hai un sito, dove si può scaricare la tua musica o guardarla o ad ascoltarla. Beh, per guardarla c'è benissimo YouTube, si può sentire anche su iTunes e si può comprare anche sul portatile della Apple, quindi è abbastanza facile da trovare. Su Instagram mi si trova come Arag e su Facebook come Arag o con la più Fratelli 055. Ti vogliamo ancora, risentiamoci che combiniamo un'ospitata magari da Torino. Grazie Quando Arag. volete. Ciao. Grazie a voi. Ciao, a tutti. ciao. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? E non fate i barboni, abbiamo lanciato la nostra nuova campagna di abbonamento RPL. 8 euro al mese e ricevete a casa la tessera di abbonato RPL da sventolare davanti al naso dei benpensanti che votano PD o dei gnocchi che si ostinano a votare 5 Stelle, a cui mandiamo tanti bacioni, ma tanto questa sera il Premier farà alle 18:15 una chiacchierata molto tosta che secondo me farà passare la voglia di litigare, non certamente a Matteo Salvini, quanto ad alcuni esponenti dei 5 Stelle. E il fico? Staremo a vedere che fine fa. Fatemi salutare. Abbiamo la scrittrice, signori, da Nizza Monferrato, nel lunedì dell'imprenditore, scrittrice, insegnante, Manola Aramini. Ciao Manola! Ciao a tutti! Scrittrice, insegnante e anche amica di Matteo Salvini, insomma lo possiamo dire, ho sbirciato tra le foto e ho detto ma guarda, quante foto insieme a Matteo Salvini, mi sa che abbiamo qualche amicizia in comune, forse anche qualche passione politica, ma questo è assolutamente secondario, ci mancherebbe altro. Manola, raccontaci che cavolo di libro hai scritto, un intrigante giallo psicologico sentimentale, dal titolo che è tutto un programma per chi ha votato 5 Stelle, noi che ci stiamo perdendo, ragazzi. Questo glielo devi inviare a Fico, glielo devi inviare a Di Battista. Cosa aspetti? Faglielo avere una copia gratis. Allora, è un romanzo giallo, che prende un po' le mosse dalle cronache, dalle passioni, quindi da omicidi anche passionali e sentimentali. Quindi diciamo che il protagonista principale è questo Arthur, che trascorre una vita tranquilla, ma ha un po' il vizio di tradire sovente la moglie, quindi la sua vita apparentemente tranquilla alla fine verrà diciamo travolta dalla morte della moglie. Troveranno la moglie morta e da lì seguiranno diversi intrighi, diversi personaggi ambigui che si susseguono nel libro e di conseguenza si scopriranno anche i segreti della moglie di Tatiana, quindi diciamo che è un giallo ma molto passionale, ecco.
Un giallo passionale. Senti, a chi lo dedicheresti, oltre che naturalmente ai 5 Stelle e anche agli amici PD, insomma, che non è che vadano molto bene, sto scherzando. Chi è il tuo compratore tipo? Colui o colei che secondo te devono immediatamente scendere in libreria o andare su Amazon? Adesso ci dirai anche dove trovare il tuo libro. Ma è un libro femminile, diciamo, più un gusto femminile, proprio perché è un giallo con molte passioni, molti sentimenti, e anche racconta un po' delle storie che vengono definite un po' sbagliate, no? Quindi la storia tra amanti, eccetera. Per cui anche quelle donne che hanno difficoltà sentimentali con uomini particolari può essere un genere adatto, perché è sia un giallo ma è anche un romanzo che vuole indagare soprattutto la psiche femminile e anche di alcuni tipi di uomini. Quindi hai detto psiche femminile, c'è la Valentina Lucarelli qua di fianco che vuole farti una domanda. Ciao Manola, una curiosità, nella scrittura del tuo romanzo, che si sa i romanzi sono comunque frutto di immaginazione, no? Non è saggistica, i romanzi lo sono, frutto di immaginazione. Volevo sapere se ti sei ispirata a situazioni reali prevalentemente oppure sei andata di fantasia. Allora, mi ispiro sempre quando scrivo, perché ho già scritto un altro romanzo e questo è il secondo, mi ispiro sempre a personaggi reali, quindi a storie che mi raccontano, e quindi ad esempio il personaggio maschile di Arthur è un personaggio che esiste nella realtà, e così anche i protagonisti femminili. Poi c'è il commissario Fermi, che invece è colui che indaga nelle vicende, che è una persona, ha sempre visione sperata, sempre nella realtà, ma è una persona molto pacata, molto razionale, che quindi fa contrasto con questi personaggi ambiti. Comunque sì, c'è sempre molta realtà nel mio romanzo, anche se mascherata nella fantasia. Sì, quindi è per questo che accennavi prima al fatto che potrebbe essere di supporto a delle donne, anche agli uomini, per diciamo conoscere più l'altro mondo. Sì, è una riflessione un po' sui sentimenti, anche su queste storie un po' sbagliate. Ecco. Ok, va bene. E noi ringraziamo davvero la Manola Aramini, ma adesso Manola ci devi dire come ordinare il tuo libro, se si può ordinare in libreria, se si va su qualche sito internet o su Amazon. Allora, su Amazon sicuramente, poi anche sul sito di Officina Milena, che è la casa editrice, una piccola casa editrice ma molto seria, e abbiamo collaborato assieme anche col precedente libro, e poi si può ordinare in libreria prenotandolo. Ci vogliono qualche giorno per averlo, perché non è ancora distribuito in tutte le librerie. Chiaramente, signori, Manola Aramini, noi che ci stiamo perdendo, e ripeto, non parla soltanto di Fico, dei 5 Stelle, di quelli del PD, ma di tanta gente che si perde. Manola, amica di Radio Padania, amica di Matteo Salvini, e io ho scritto su Facebook anche militante della Lega, ho voluto esagerare perché mi pare che tu sia in una sezione a Nizza, è vero? No, io ad Alessandria, perdonami, ho sbirciato di fretta, e comunque insomma diciamo che tra amici della Lega ci si conosce, e quindi sapendo che hai scritto un libro del genere, uno come minimo lo deve ordinare, magari regalarlo proprio all'amico o al parente che vota ancora PD o Movimento 5 Stelle. Noi che ci stiamo perdendo un giallo intrigante, psicologico, sentimentale, anche un po' sessoso secondo me, non voglio entrare nei particolari. Manola Aramini, noi per il momento ti ringraziamo, ma se passi da Via Bellerio ci passi a trovare in radio, mi raccomando. Va bene, sicuramente. Grazie Manola. Grazie, buona giornata. Ciao, buona giornata, buona giornata. Ci abbiamo ancora 2 minuti con l'apicoltore. Chi vuole fare domande? Io, assolutamente io, l'apicoltore. Allora, apicoltore, una domanda interessante che ho da farti. In alimentazione
i medici, gli oncologi, gli epidemiologi che si occupano di alimentazione protettiva preventiva, parlo di malattie prevalentemente oncologiche così, consigliano tutta una serie di alimenti che sono protettivi verso il nostro organismo. Posso citare il tè verde, potrei citare la curcuma, tantissimi altri alimenti. E la cosa che precisano, interessante, è che è importante assumerne in piccola quantità e in sinergia con altri alimenti. Quindi volevo chiedere all'apicoltore, sapendo che il miele contiene delle proprietà, io ho letto qui il tuo elenco di vari tipi di miele, no? Hanno delle proprietà diverse. Per quanto ne sai tu? Sì. Un cucchiaino al giorno, per esempio, è già sufficiente per conferire delle proprietà aggiuntive alla nostra alimentazione sana? Per esempio, io ho letto, molto interessante, il miele al rosmarino, che se Sì. ce l'hai te lo compro. Ci stiamo lavorando. Ecco, ricostituente Coleretico, coleretico, ecco, per esempio una persona che soffre di colite, ad esempio, vorrebbe assumere, so che esistono anche integratori a base di rosmarino, naturali, tutto. Però volendo per esempio integrare anche con qualcosa tipo il miele, tu cosa ne pensi? Per quanto tu ne sai, insomma. Per le mie esperienze il miele comunque è un antibatterico e fa funzionare meglio tutto l'organismo. Senza esagerare lo fa girare al meglio. Ho letto giusto una settimana fa che il miele di corbezzolo aiutava con degli studi, perché io comunque ho fatto alberghiera, sono cuoco cameriere e apicoltore, quindi non sono a un livello di dottori, però ho letto un articolo che parlavano del miele di corbezzolo che aiutava contro il tumore al colon. Allora, il miele di corbezzolo si fa in Sardegna, vero? Il più buono in Sardegna, però lo trovi anche altrove. Sì, io l'ho assaggiato amaro in Sardegna, Sì, lo trovo è la sua divino, caratteristica. divino proprio sul tipici dolci che fanno loro, no? Le seadas. Perché mi pare di queste cose. Io adoro quel contrasto dolce amaro, salato e sì, fritto. io lo trovo È strepitoso. spettacolare. Vi posso dire che io il corbezzolo lo uso per l'asma, quindi ne parlo su di me. È un broncodilatatore, funziona meglio del Ventolin. Io da piccolo ero asmatico, adesso un po' meno, però il corbezzolo è un broncodilatatore, quindi il prodotto è naturale, lo prendete dagli apicoltori e ne siete sicuri. Provate anche quella strada lì, perché secondo me dà benefici. Per esempio, io ho letto anche tu che il miele di agrumi e il È miele di rilassante. tiglio Sì, è sì. rilassante, quindi secondo il discorso che facevamo prima, Sì. no? Di assumerlo in caso in cui una persona è in un momento in cui Di è ansia, meglio un sì. cucchiaino di miele piuttosto che avere delle brutte emozioni, ci sta. Ci Magari, sta, mi parlavi di Francia, in Francia hanno tanto lavanda e anche la lavanda è un rilassante. Ecco, vedi? Poi loro lo usano magari per la pelle perché è un antibatterico. Il miele è spettacolare su molti fronti. Quindi basta anche una piccola quantità. Sì. Ok, Apicoltura Ortelli, Trezzo sull'Adda, numero di telefono perché questo vi viene a trovare, vi porta a casa il miele o ve lo spedisce a casa, 334 33 73 589, 334 33 73 589. Ci sono delle bellissime confezioni anche per i vostri bambini che fanno la cresima, le comunioni, ma soprattutto l'apicoltura Ortelli non è un posto chiuso che se ti avvicini via ci sono le api, via. Attenzione, è vero che combinate anche dei giorni appositi dove fate entrare famiglie e bambini e li fate vedere come funziona sta roba. La paura è che finiremo le api e ce lo dicono da una vita. Noi ne abbiamo tante perché abbiamo quasi 300 casse, in ogni cassa in questo periodo c'è 30.000 Spiega api. per quale motivo il pericolo Non c'è di estinzione è Dio santo. È Dio santo, Vengo a tiriamo trovare- giù tutti i santi, ma sono le 3, cosa facciamo? Dio Vengo a santo? trovarvi un'altra volta. Oppure si ferma fino alle 4, decidiamo, però magari deve andare a lavorare. Io sento da lontano È una missione, sì, è un periodo di sciami e mi stanno sono lì fuori che ti stanno chiamando, mi stanno aspettando a prendere uno sciame. No, vedi tu, Anche questo è il lavoro dell'apicoltore. se ti vuoi fermare ancora mezz'oretta riusciamo a parlare ancora più tardi. Il pesticida è il peggiore nemico dell'ape, giusto? Confermi? Al volo? Sì, il pesticida. Sono le 15.04 e- Adesso ne passeranno tanti contro le zanzare, quindi ci tolgono le zanzare, ma ci toglieranno Ho anche le api. risolto. In un secondo ti ho fatto una Grandissimo. domanda. Abbiamo solo 4 minuti di ritardo sulla pubblicità. Ok.
bella casa! Finalmente mi hai invitato! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB+. E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto. Ma io sono ovunque, anche in casa. Basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto. Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB+ è in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Ciao a tutti, sono Gabriella Monti in diretta da Radio Padania Libera con la trasmissione Mi ritorni in mente. Ci siete? Stupidella, non capisci, lui ti vuole ancora bene. Tesoro, ballando mai baciata, senti stordita, preoccupata. Ogni martedì dalle ore 15 con Gabriella Monti. Bacini, bacetti e baciotti. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei. Credetemi. E possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi, oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta. In questa squadra si combatte per un centimetro. È vero, c'è una guerra. In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e coi denti per un centimetro. Perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri, il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La differenza fra vivere e morire. E voglio dirvi una cosa in ogni scontro. È colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro. E io so che se potrò avere un'esistenza pagante sarà perché sono disposto ancora a battermi e a morire per quel centimetro. La nostra vita è tutta lì, in questo consiste. È in quei 10 centimetri davanti alla faccia. Ma io non posso obbligarvi a lottare. Dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi. Io scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi. Che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra, consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra, signori miei. Perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo annientati individualmente. Che facciamo? Combattiamo. Radio Padania Libera. E tu da che parte stai? Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? Ah, ho capito io. Adesso andiamo tutti a Trezzo sull'Adda a trovare l'apicoltura Ortelli in Viale Lombardia numero 8 a Trezzo sull'Adda. Non stiamo mica facendo pubblicità, ragazzi, ci mancherebbe altro. Stiamo parlando che di api ce ne sono sempre meno con queste temperature impazzite e anche loro non sono tanto contente e bisogna cercare di fare in modo di aiutare chi ancora crede in queste bellissime apine che svolazzano e ogni tanto pungono, sì, ma dopo magari ci spiega anche l'Ortelli che viene punto anche lui, perché come noi facciamo la lotta con i nostri bambini e capita ogni tanto che ti fanno un graffietto con il nostro gatto, guarda il gatto del Sammy che graffietto che gli ha fatto, anche le api ogni tanto pungono e magari l'Ortelli ci dice come difenderci dalle punture d'api. Prima però una canzone, signore, Burgers and Beers, The Hijackers, li abbiamo intervistati l'altro giorno, sentite che pezzone.
Di Sammy Varin con Radio Padania, Lucarelli, il Polini. Il lunedì parliamo di imprenditori, ma tra poco avremo anche ospite una interessantissima onlus, un progetto di armonica, e vi spiegheremo di cosa si tratta. Sapete che c'entra la musica, avete già capito, ma ancora qualche istante con l'apicoltura Ortelli, Trezzo sull'Adda, vicino a Milano. Il miele che fa bene per tante cose. Che domande fargli? Se ne avete una, 0266203529 oppure 346 642 7756, e magari qui in studio c'è qualcuno che vuole. I prodotti d'agricoltura Ortelli sono ottimi, guarda, subito qua, apicoltura, già ti conoscono, forse tramite la Renata Galanti. È un argomento credo che interessa moltissimo, perché comunque le persone capiscono istintivamente che è importante oggi alimentarsi con materie prime grezze, senza andare su prodotti industriali eccessivamente trasformati, sono troppo trasformati, quindi il miele è un ingrediente grezzo, quindi è importante inserire nella nostra alimentazione al pari di tutti gli altri alimenti grezzi, se vogliamo alimentarci bene. Se poi vogliamo alimentarci male, mangiamo cose industriali già lavorate, con 1000 ingredienti dentro, 1000 conservanti. Ecco, se posso, ok, chi a comprare tutto al supermercato è comodo, però al sabato vi fate un giro, esatto. andate a fare un giro, ne approfittate che è anche una bella zona, andate a trovare lui e prendete un po' di miele. O chi per me, adesso ci sono io, ma c'è un sacco di apicoltori, quindi andate a trovarli sul territorio, parlate di loro con le api, delle api, delle arnie, come stanno, cercate di interessarvi un po' e capite se effettivamente sono degli apicoltori meritevoli a cui dare i vostri soldini e prendere il loro prodotto, perché lo fanno con il sudore, con la fatica, con il lavoro di tutti i giorni, e da lì poi si instaura un buon rapporto e si cresce assieme. Noi siamo su una piazza da più di 40 anni, quindi ho dei bimbi che adesso si sono sposati e hanno fatto le bomboniere con il mio miele, perché sono cresciute con quel miele lì e si fidano dell'apicoltore. Ci vuole proprio instaurare un buon rapporto con qualsiasi apicoltore. C'è da capire solo se è un po' furbino o se invece è a contatto con le api, lo fa di mestiere, ma lo fa per lui, ma anche per aiutare la natura, per l'impollinazione e per tutto quello che ci sta intorno all'apicoltura. Girate anche nei mercati? Sì, facciamo anche dei mercati. Noi non diamo tutto quello che riusciamo a produrre, ce lo vendiamo pian pianino sui mercati di Milano, Monza e Bergamo. Adesso una domanda terribile, ma te la devo fare perché siamo nel lunedì dell'imprenditore ed è anche imprenditoria questa, anche se non siamo d'accordissimo, ma capiamo che bisogna utilizzare questo canale. Amazon. Per me è un po' troppo grosso e non do miele ai negozi perché non ne ho per arrivare a fine stagione. Quindi produzione limitata. E sto mettendo più api ma meno prodotto. Sì. Allora, il discorso è, io in futuro vedo molto bene una piattaforma online che mette insieme tutti i produttori in modo tale da mettere, senza passare attraverso Amazon o altre piattaforme digitali grandissime, tutti i produttori, in modo tale che il consumatore è messo in grado di vedere questa piattaforma online come una vetrina di tanti produttori e comprare direttamente con un triplice beneficio. Ne beneficia chi vende, perché si può sostentare senza passare attraverso la grande distribuzione che strozza il prezzo finale. Ne beneficia il consumatore, che magari si fidelizza e potrebbe anche avere un prezzo più accettabile rispetto a quello che si trova nei negozi biologici, dove sappiamo che c'è un ricarico fortissimo. Terzo, sappiamo direttamente che cosa compriamo, perché spesso il negozio è troppo anonimo e non sappiamo che cosa compriamo. Sì, no, queste piattaforme online in realtà già esistono e si può anche implementare il discorso. Io ci credo molto come alternativa alla grande distribuzione organizzata. La mia fantasia in futuro è di scappare in Giappone, però vabbè, è proprio una fantasia mia, perché sono molto attenti sui prodotti. Loro, a differenza nostra che abbiamo tutto, gli manca tutta la parte alimentare e hanno la tecnologia, quindi sono molto attenti e cercano l'alimento e l'alimento buono. Hanno degli scout in giro per il mondo a cercare
il prodotto buono, il miele italiano, piuttosto che qualsiasi cosa, le cose migliori in giro per il mondo. Questo è vero. Noi che abbiamo invece tutto è buono e sano, magari siamo troppo fortunati e per ora non ci rendiamo conto di questa cosa. Prima di salutarti una domanda scema, ma voglio fartela. Chi ha le bestie, le mucche, accende anche un rapporto con loro, un rapporto anche di affetto, anche se purtroppo a volte queste bestie poi bisogna sacrificarle per alimentarci. Che rapporto hai con le api? Non dico se ti riconoscono, ma forse ti riconoscono anche. Certo, tu non le puoi riconoscere una ad una, magari ce n'è una che fa più la pazzerella, dice mi ricordo di te, eccetera. Immagino, cioè, quando ti avvicini loro sanno già cosa vuoi fare, eccetera. Beh, si parla di arnie, quindi abbiamo tante casette e c'è quella un po' più terribile piuttosto che quella più tranquilla, quindi dice no, quella la lasciamo per ultima perché viene a salutarci più spesso. Sì, su quel lato lì sì. Però l'ape ha una vita abbastanza breve, a 40 giorni quando è in produzione, e allora il tempo che la conosci già magari sviene. L'ape regina invece, che campa fino a 5 anni, ogni anno è di un colore diverso, quest'anno è verde tra le altre cose, e allora sì, da un anno con l'altro ti ricordi che si era comportata bene, piuttosto che quando l'avevi portata in vacanza in montagna a fare rododendro si era distinta anche come produzione. Sì, cioè l'ape regina la portano in tournée, ragazzi, ma ci pensate? Come una superstar. Chiamiamo il prossimo ospite. Grazie all'apicoltura Ortelli. Complimenti Stefano, buon lavoro. Sì, veniamo tutti e tre, mi sa, a questo punto. Sì, poi è sulla strada, tanto, cioè io che vado sempre avanti e indietro da Milano, sei sulla strada. Sì, no, sono Trezzo sull'Adda. Sicuramente vengo a trovare. Tu esci a Trezzo, ma giri a destra, a sinistra, sei a casa mia. E allora, attaccato all'uscita dell'autostrada di Trezzo ti faccio sull'Adda. provare la cremina. Da voi, se porti i bimbi, e certo che te li porto, ti chiamo vi prima faccio assaggiare il miele in favo. Adesso lo stiamo provando. Io sono curiosa di questa ma era quello che trovavi in albergo, è lui, è quello. Io non l'ho mai provato. Qua a Milano me lo stanno cercando. Non hai mai mangiato il miele in favo? Sblocca la sinusite, masticare. Noi quella volta lì a Firenze abbiamo il gastroprotettore, perché mandando giù della cera ti fa da gastroprotettore. Ragazzi, salutiamo l'Ortelli, ma passiamo al prossimo ospite. Grazie Ortelli ancora. Grazie ancora. Complimenti. Grazie ancora. Complimenti. Ci siamo riempiti di miele, ma adesso facciamo un po' di musica, o meglio parliamo di musica che cura, musica che fa bene. Abbiamo in linea Monica Volpini. Ciao Monica! Ciao Sammy. Ciao, scusaci il ritardo, ma avevamo un apicoltore con tutte le sue api qui, ci ha portato il miele, le arnie, adesso farle uscire tutte è un casino qua, via. Senti, la Monica Volpini, attenzione, presidente dell'associazione Armonica Onlus, musica e salute. Avete capito bene? La musica è anche salute. Abbiamo parlato prima del miele che fa benissimo, anche la musica fa non bene, benissimo. C'è un progetto sonoro a sostegno dell'armonia e dell'equilibrio biopsicospirituale pensato per i piccoli pazienti che sono in cura presso i maggiori ospedali pediatrici italiani. Un progetto musica e salute che ha come intento la documentazione attraverso trial esplorativi degli effetti del suono e più in generale della musica sui meccanismi neurochimici che sono la base della gestione dello stress e delle emozioni e che promuovono il benessere dell'individuo e le relazioni empatiche. Una cosa interessantissima che io ho sempre sostenuto, come la musica può fare bene, ma Monica ti lascio parlare davvero, descrivici di cosa si tratta e naturalmente parlaci di chi coordina il progetto insieme a te. Intanto ti ringrazio, sei stato mi lasci senza parole. Ma che? Mi lasci senza parole. Dunque, il progetto nasce nel 2017 per volontà dell'associazione Armonica Onlus, che crede profondamente nel benessere della musica, nella capacità della musica di rigenerare, di creare, di ricrearsi. Comunque è uno strumento di comunicazione fortissimo, comunicazione non verbale ovviamente.
E il progetto per la prima volta è stato portato all'interno di un ospedale pediatrico romano, perché è Armonica di Roma, e lì è rimasto per quasi un anno, e dopo un paio di anni di formazione dei musicisti, che sono musicisti che provengono chiaramente sono diplomati in conservatorio e sono in forza presso l'Accademia DIMA, l'Accademia Musicale DIMA di Arezzo, sono coordinati dal professor Giorgio Albiani. I musicisti sono tutte persone specializzate in musicoterapia, in pedagogia musicale, e insomma diplomati in magistrale in conservatorio, quindi persone altamente qualificate che sanno trattare con determinate problematiche. E quindi li abbiamo portati all'interno delle case, quindi all'interno delle case della Fondazione Ronald McDonald, che è una fondazione che gestisce strutture per l'infanzia, di accoglienza per l'infanzia, case situate in diversi diciamo nelle maggiori città italiane, diciamo così. Tra l'altro prossimamente ci sarà una collaborazione già iniziata col Puzzi di Milano, e quindi comunque siamo felici di poter essere prossimamente anche nella vostra zona. Che dirti, Sammy? Molte parole, sai, il laboratorio è ciò che si sente, il laboratorio musicale è ciò che si sente che sia dentro. I ragazzi sono straordinari e lavorano interagiscono non soltanto con i bambini, ma anche con i loro familiari, quindi il beneficio è assolutamente totale. Siamo sostenuti da alcune aziende, tra cui la SIAE, la Società Italiana degli Autori e degli Editori, la Euromobiliare e una fondazione milanese con cui è partito il progetto nel 2017, Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti. Abbiamo un comitato scientifico che si occupa chiaramente di formare e preparare le attività formare i ragazzi e preparare le attività dei laboratori. Siamo molto molto felici. Che altro posso dirti? Che state facendo un qualche cosa di molto utile che troppo spesso passa sotto traccia, perché chi effettivamente non ne viene a conoscenza per conoscenza diretta, queste cose forse non le immagina neppure. La musica che ascoltiamo è sempre quella, la musica che sentiamo su YouTube, su Radio DJ, i rapper, o meglio i trapper, che dicono parolacce che incitano alla violenza o ad avere più soldi possibili. La musica è anche curativa, la musica è anche un qualcosa d'altro che dobbiamo anche cercare di inoltrare ai nostri figli. Utilizzare soprattutto anche per la professione, per la qualità, diciamo per la qualità della vita, non solo del paziente, del malato e della famiglia, ma anche per la professione, per il musicista, che comunque in qualche modo è parte del suo lavoro avere storie da raccontare, e veramente là dentro ci sono delle storie da vivere e da raccontare. Come dici tu, non si tratta solo di musica di un certo tipo, che tra l'altro è a ciclo continuo e non rispetta neanche, prima tu hai giustamente detto, lo sviluppo della sensibilità bio-psico-spirituale, cioè anche un rispetto della biologia, no, dell'uomo. Non siamo a ciclo continuo così inesauribili, c'è un rispetto, no, anche verso, per questo diciamo musica e salute, intesa proprio anche come qualità di vita, come stile di vita, come riflessione. La musica è anche silenzio oltre che suono, quindi c'è comunque dietro tutto uno studio, no, dietro questa cosa. E niente, speriamo di migliorare tanto la qualità della vita, ne hanno bisogno tanto i nostri piccoli, è bellissimo stare con loro, sono bambini pieni di energia, e poi c'è grande umanizzazione, cioè è giusto che ci sia anche questo aspetto che, come dici tu, è sempre molto latente, sotterraneo, lavora diciamo in silenzio. Qualche volta, va bene, ne parliamo, diffondiamo questa cosa, perché a noi fa tanto bene, ti dico. È vero. Fa benissimo. C'è Valentina Lucarelli qua di fianco a me che ti fa una domanda. Sì, ciao, io
colgo moltissimo l'importanza dell'iniziativa dell'associazione. Io ho partecipato a dei seminari di meditazione con Marina Borruso, che ha sede a Siena ma si sposta un po' in tutta Italia, ed è una persona molto molto seria e valida nel campo della spiritualità, e in effetti durante questo seminario appunto esperienziale abbiamo utilizzato moltissimo la musica intesa appunto come elemento della natura sottile, un elemento poco materico, appunto per questo sottile, e che riusciva appunto in questo percorso a aiutarci ad accedere alla nostra vera essenza, a uno stato di coscienza superiore. Quindi, esatto, quindi fa benissimo alle persone in situazioni, come tu dici, appunto di difficoltà, di malattia, fa benissimo anche alle persone che sono ancora sane, direi addirittura in maniera addirittura preventiva nel senso di un equilibrio psicofisico sano, in questo senso. Esattamente, infatti spirituale nell'accezione del termine, cioè non si riferisce a una pratica religiosa, ma a una sorta di elevazione, come dici te, al raggiungimento dell'essenza, che poi è quello, e soprattutto laddove ci sono delle situazioni in cui la salute viene a mancare in certi contesti, soprattutto quando ci sono i bambini così piccoli, diciamo che è necessario ed è altrettanto bastano pochi elementi per riarmonizzare proprio gli anni, l'equilibrio che si è perso, anche relazionale, perché poi sei fuori comunque da un contesto e quindi sai entrare in un contesto dove sei in qualche modo in isolamento, perché c'è un momento di necessariamente dedicato alle cure, e quindi comunque stravolge un po' quella che è la vita, normale, quotidiana. È bene ricreare anche lì delle situazioni familiari, delle situazioni di armonia. Ecco, l'armonia, diciamo che l'armonia è il termine più giusto che potevi giustamente scegliere, parliamo lo stesso linguaggio. E io veramente, molte persone hanno disagi al di là della malattia fisica, hanno dei disagi a livello psicologico, ognuno di noi li esprime in maniera differenti, e l'importanza di conoscere un altro aspetto di se stessi, che è la parte più importante e fondamentale. Molte persone ignorano, direi 90 e passa % di persone ignorano chi siamo veramente, altrimenti non avremmo bisogno di cercare cose strane nella vita. È un discorso che, ci sarebbe tantissimo da dire, comunque tantissimo. Io comunque ti invito, in quanto persona assolutamente, per come parli ti ho riconosciuta, io ti invito veramente, se vuoi, se lo desideri, a contattare questa insegnante spirituale. Marina Borruso utilizza moltissimo la musica nei suoi seminari, perché io sono dell'opinione che la consapevolezza e il raggiungimento di una coscienza più evoluta è la nostra missione su questa terra, quindi voglio dire parliamo lo stesso linguaggio, è vero, mi rendo conto che sì. Quindi io la contatterò senz'altro. Ecco, anche perché è lì vicino, in Toscana, per cui è importante fare gruppo fra le persone in modo tale da aiutare gli altri a acquisire sempre più consapevolezza, e questo è bene. Questo è assolutamente bene. È il nostro compito, è vero, è il nostro futuro. Sì. Io vi ringrazio perché mi avete fatto un grande dono. Che dire, restiamo in contatto, Monica, ma soprattutto per i nostri ascoltatori dici un attimo sulla rete dove si può trovare Armonica e il vostro progetto. Assolutamente, il progetto è visibile sul sito Dima Musica Arezzo, www.dimamusicarezzo.com, e su www.armonicaonlus.com. E noi restiamo in contatto, Monica, perché avremo altre situazioni, sono certo, per parlare di musica, quella che fa davvero bene. Monica Volpini, buon lavoro! Grazie Sammy, a voi, buona giornata. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org.
parliamo di pensioni, ma di mini botte, ma anche di tutto quello magari che volete. potevamo chiarire un po' quello che è stato fatto, perché Esatto. a tanti non è chiaro, Molto adesso lo interessante. spiego. Prima però qui Parlamento, 3 minuti parlando di 5G con il deputato Alessandro Morelli. Qui Parlamento. Del giorno reca l'audizione dei rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia Digitale nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G e gestione Big Data. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare Camera Deputati e la trasmissione diretta su Web TV della Camera Deputati. Dispongo pertanto l'attivazione. Ringrazio i rappresentanti dell'Agit per aver accettato l'invito della Commissione e do la parola alla dottoressa Teresa Alfaro, direttrice generale, per lo svolgimento della propria relazione. Dottoressa, prego, deve il microfono, schiacciare il pulsante. Questo, vero? Grazie. Buongiorno a tutti, innanzitutto grazie dell'invito e dell'opportunità di rappresentare quanto Agid sta mettendo in campo per la digitalizzazione del Paese, e io ho preparato una mia relazione, diciamo, ad assetto variabile, dipende anche, diciamo, dai vostri interessi sui temi, su cosa approfondire, scendere più in profondità o invece su cosa sorvolare. Intendevo darvi con le prime slide veramente qualche informazione generale sul contesto di riferimento, in particolare in relazione a quello che è il contesto globale mondiale e in relazione proprio all'accelerazione delle nuove tecnologie che impongono a ciascun paese di adeguarsi a uno scenario con estrema velocità in impetuosa accelerazione. In relazione proprio al tema 5G, stime dicono che entro il 2020 passeremo da circa 6,5 miliardi di dispositivi oggi attivi e connessi alla rete a circa 20,8 miliardi. Quindi dando vita a un sistema nervoso dell'economia digitale, quella con la quale ci dobbiamo confrontare come Paese se non vogliamo rapidamente trovarci fuori gioco, che impone delle sfide particolarmente impegnative, soprattutto in tema di cyber security e di data protection. No, allora le volevo chiedere, visto che siete l'Agenzia per l'Italia Digitale, oggettivamente, a parte chiaramente le presentazioni e le speranze, oggettivamente l'Italia ha... comuni italiani, le province, le regioni hanno delle grandi differenze. Le porto solo questo esempio: proprio nei giorni scorsi, il giorno prima di andare al voto, purtroppo il comune di Milano, quindi non l'ultimo comune d'Italia, anzi quello che è visto come rappresenta il comune più avanzato su molti temi, ha avuto un enorme problema proprio per quanto riguarda la sua attività digitale, non potendo disporre delle tessere elettorali per i cittadini che avevano questa necessità. Magari qualcuno si era accorto proprio all'ultimo di aver finito gli spazi per i timbri, e quindi c'è stato il blocco dell'anagrafe per quasi tutta la giornata, e in via eccezionale è stato permesso di apporre il timbro sulla scheda dove ci fosse uno spazio. Quindi purtroppo ha vinto la carta e il timbro rispetto alla digitalizzazione, e lo dico chiaramente è una doglianza questa. Dunque, voi avete un quadro molto completo, sicuramente ci sono delle efficienze, delle eccellenze in questo mondo anche in Italia, però insomma, se le amministrazioni che dovrebbero essere quelle più avanzate dimostrano di cadere in situazioni di questo genere, insomma, diciamo che a volte sarebbe necessario, anzi è molto necessario, rimettere i piedi per terra. Dunque, visto che voi avete il quadro complessivo, se ci può spiegare
di fronte a delle eccellenze che sicuramente lei ci ha illustrato, qual è un po' la realtà che gira sul territorio, perché Once Only è sicuramente un tema interessantissimo, però non vorremmo che sia un tema di cui parliamo all'interno della commissione, si parla nei convegni e voi state cercando di sviluppare, ma poi nella realtà dei fatti è un tema diciamo piuttosto avanzato anche nel tempo, oltre che nella tecnologia. Grazie. Qui Parlamento. Ringraziamo il nostro condirettore, il deputato Alessandro Morelli, di nuovo in diretta nel pomeriggio del lunedì, ovvero il lunedì dell'imprenditore. Di fianco a me ancora Valentina Lucarelli e Dario Polini di scenarieconomici.it, e al telefono abbiamo il presidente Commissione Attività Produttive Gianmarco Senna. Ciao Gianmarco! Pronto, ciao, come state? Tutto bene? Ciao, tutto bene. Tutto bene, tutto benissimo. Adesso ti passo qua quelli che se ne intendono, però prima non posso non leggerti un WhatsApp arrivato al 346 642 7756. Non posso, e questa è la radio del popolo, della gente, e ci stanno segnalando in tanti un certo malcontento sul fronte pensioni. Mi scrive: oggi è scoppiato un bel casino anche tra i militanti che questa mattina hanno subito delle decurtazioni di qualche decina di euro. Pure a me sono girate le palle. Stiamo parlando di pensioni. Nessuno di noi prende pensioni d'oro e queste manovre fanno girare le palle. Sarebbe bene che Salvini chiarisse cosa sta succedendo. I voti dei pensionati sono pesanti, specialmente in Liguria, ci scrive Battista da Genova, e ricordiamo che c'è stata anche una manifestazione dei sindacati su questo fronte. Dario, volevi dire qualcosa? No, dicevo che so che adesso c'è un conguaglio in atto per dei soldi che sono stati anticipati per quel che riguarda l'adeguamento Istat, no? Che non è stato, se non sbaglio, e ho sentito che adesso da giugno c'erano dei conguagli, cioè dei soldi che venivano ripresi indietro un tot al mese, forse è quello che si riferiscono. Gianmarco, cosa possiamo dire per tranquillizzare? Allora, luce e ombre, rivalutazioni, il blocco delle rivalutazioni delle pensioni è stato tolto ed era in atto dal 2011. In effetti per le pensioni sopra, se non sbaglio, le 1.500 euro lorde ci sono state delle detrazioni, ma parliamo veramente di qualche euro all'anno, poi dipende dall'importo. Io sto parlando di quelli di 1.600, 1.700, 1.800 euro. Ricordiamoci che la maggior parte delle nostre pensioni sono sotto le 1.500 euro, dove lì la rivalutazione che era bloccata è stata bloccata da Monti, che alla fine 2011 sono ripartite. Dunque da una parte qualcosa si è dato, si è perso qualche cosina sopra le 1.500 euro. Capisco che ogni qualvolta si vada a parlare di persone è sempre un argomento molto 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 delicato. Chi vuole intervenire? Interviene Dario. Ecco, invece parlando di un altro discorso, che è quello di cui abbiamo, diciamo, anticipato noi un attimo prima, si parlava del discorso dei mini bot, e volevo sapere anche tu personalmente cosa ne pensavi un po' del discorso che è nato la settimana scorsa nella Camera dei Deputati, che è stata approvata questa mozione un po' in sordina, che però poi dopo ha fatto un po' parlare, e niente, volevo sapere cosa pensi un po' di questo discorso. Ma diciamo che tutto quello che viene fatto da noi fa sempre un po' parlare, poi bisogna capire la fattibilità delle cose. Si parla per quello che è il debito delle pubbliche amministrazioni nei confronti della piccola. Noi solitamente tendiamo ad andare a garantire il piccolo medio imprenditore. Se è una strada che serve in quella direzione lì, ben venga, perché noi sappiamo che tantissime delle nostre aziende hanno da recuperare, non per Regione Lombardia, perché ricordiamo che chi lavora con Regione Lombardia ha i pagamenti in tempi certi, anzi noi paghiamo 15 giorni prima della scadenza. Dunque chi però lavora con lo Stato, solitamente questa situazione lui si trova. Se l'alternativa può essere il mini bot, ben venga. Quindi Senna, se ho capito bene, il mini bot serve a questa mozione servirebbe a pagare i piccoli imprenditori che hanno quella può essere una strada, se ne parlava, ci sono pronto? Io non vi sento benissimo. Noi sì, benissimo. Ah, ok. Allora, quindi questa è una delle strade, dicevi,
da percorrere. Sì, poi veniva letta, la funzione è quella di salvare i debiti con dello Stato con le aziende e qualcuno la legge come un stampare moneta parallela e di conseguenza un'uscita dall'euro. Non è quella la logica, si è ormai già detto chiaramente che non ci sono le condizioni per un passaggio del genere. Io ripeto, vista in funzione, perché qua purtroppo c'è poca sensibilità nei confronti della piccola e media impresa, non ci si rende conto che spesso il ritardo nei pagamenti provoca una catena che si ripercuote su tutta la filiera, si ripercuote sull'imprenditore che fa fatica a pagare i suoi fornitori, si ripercuote sull'imprenditore che fa fatica a pagare i suoi dipendenti, a volte è una situazione di aziende chiuse nonostante dovessero recuperare dallo Stato svariati milioni. Dunque, se questa è la funzione, come credo, ben venga, perché probabilmente è più importante riuscire a mantenere il nostro tessuto produttivo che negli ultimi anni, dalla crisi del 2007, ha perso il 20% della sua forza. Nonostante questo abbiamo recuperato l'occupazione del 2008, dunque con meno aziende abbiamo gli stessi occupati. Questa è la notizia positiva. Lombardia come prima regione, io parlo di regione Lombardia, però il problema degli imprenditori che devono avere dallo Stato dei soldi è molto molto alto. Qua ci si scandalizza per qualsiasi proposta alternativa che viene fatta. Io mi scandalizzo molto di più quando le nostre aziende devono chiudere perché lo Stato fino adesso si è dimostrato inefficiente, soprattutto nei pagamenti, perché ricordiamoci che ogni qualvolta che lo Stato chiede i soldi li chiede in maniera celere e se i pagamenti non avvengono in tempi certi, vi ricordate cosa ha fatto il braccio armato dell'Agenzia delle Entrate, dove aziende sono state costrette a chiudere quando avevano magari più crediti che debiti. Ci sono queste situazioni paradossali. Noi siamo dalle parti dell'azienda, della piccola e media impresa, e se i mini bot sono la strada, ben venga. Non scandalizziamoci. Ogni volta che si propone qualcosa di diverso ci si scandalizza. Avevo letto, non ero neanche entrato in profondità sull'argomento perché quando leggi vogliono l'uscita dall'euro, lo spread inizia a salire, si fa del terrorismo mediatico. Sappiamo perché si sta facendo del terrorismo mediatico. Sì, Sandra, ma al di là del terrorismo mediatico e delle cose che possono falsamente dire gli altri meno costruttivi, però effettivamente il fatto di emettere dei mini bot significa in qualche modo fare rientrare il debito pubblico nelle nostre tasche, il che è fondamentale per la nostra economia. È interno oltretutto il pagamento, cioè il totale dei debiti che lo Stato ha ancora nei confronti delle aziende è qualcosa come 60 miliardi di euro, cioè noi ci rendiamo conto che adesso si sta parlando di una manovra intorno ai 40 miliardi di euro, no? Dunque la grandezza del debito che lo Stato ha nei confronti delle imprese, che poi principalmente ricadrebbe sul nord, è enorme. Se domani mattina le nostre imprese si dovessero trovare con 57 miliardi che è il debito definitivo di soldi in cassa, sicuramente il circolo virtuoso sarebbe più che una manovra. Dunque se quella è la strada la si cerchi, però vuol dire che poi è interno, perché è lo Stato che paga i suoi fornitori, non è che stiamo parlando di soldi che vanno all'estero. Assolutamente. Bisognerebbe conoscere bene le imprese prima di parlare in maniera negativa della cosa. Poi dopo possiamo ragionare di tutto, se questa è la strada, se ci sono altre strade. Sicuramente la strada che abbiamo percorso negli ultimi anni con questa Europa a quello che è il secondo paese manifatturiero d'Europa non ha fatto molto bene. Se ci sono altre alternative che vengano proposte. Ok, ti passo la parola a Dario. Ecco, un'altra cosa, invece riallacciandomi al discorso dell'autonomia, noi ne abbiamo parlato anche qui in radio con il professor Galli e che ci ha riferito che praticamente le competenze che vengono spostate dallo Stato alla Regione, anche a livello economico, la differenza sarà sempre alla pari da 1 a 1, quindi a discapito di questa cosa mi chiedo, ma se è la Regione che affiderà i lavori alle imprese privati, avendo la Regione in gestione i fondi per queste cose, sarà magari più puntuale, più veloce nei pagamenti alle imprese. Allora, da questo punto di vista non c'è assolutamente non ci sono dubbi. Io non so quanti cittadini lombardi sarebbero disposti a ridare le competenze della sanità
in capo allo Stato centrale. Dunque qua già si capisce, tutti coloro che lavorano con la sanità lombarda, tutte le imprese che lavorano con la sanità lombarda hanno pagamenti certi, in tempi certi, 15 giorni in anticipo al pagamento dei 30 o 60 giorni. Dunque è normale che tutto quello che viene portato in capo a una regione virtuosa e capace come la Lombardia diventa positivo anche per le aziende. Poi lo ricordo, a parte che avete Stefano Bruno Galli, che è la massima espressione di quello che è la conoscenza sull'autonomia, dunque non sarò io a potervi dare delle spiegazioni maggiori. La cosa che dobbiamo fare è spiegare in maniera molto chiara che autonomia non significa togliere neanche un centesimo all'altra regione, significa gestire le nostre competenze e i soldi che vengono spesi per le competenze direttamente qua in Lombardia. Non vuol dire togliere un euro di redistribuzione alle regioni più povere, perché c'è qualcuno che o in cattiva fede o perché non è preparato a Roma, anche nei 5 Stelle, soprattutto i 5 Stelle, sta dicendo delle cose completamente sbagliate. Mi auguro che ci sia in preparazione, perché la cattiva fede sarebbe in questo caso ancora peggio, però quella è da consigliere della Regione Lombardia per noi è la madre di tutte le battaglie. Ecco, perdonami, a proposito di autonomia, sai che per noi è davvero importante. A me viene il dubbio di tutti questi gnigniero anche da parte dei 5 Stelle. Non è che più che l'autonomia faccia paura la responsabilità poi che i politici avranno, una maggiore responsabilità, che se lavorano bene ok, se no saranno loro, non potranno dire ma non so, aspetta, se Roma hanno fatto loro eccetera, sarà soltanto colpa loro se qualcosa non funzionerà nella loro regione. Fa un po' paura anche questo. È normale che non ci sono più scuse, però io ricordo dei passaggi. L'autonomia è stata votata anche con l'appoggio dei 5 Stelle, che richiesero di farlo attraverso terminali, e noi accettammo. È stata votata anche un ordine del giorno all'unanimità, sia in Lombardia che nel Veneto che tutto il Nord Italia. Tutta la classe politica, anche del 5 Stelle, che ha votato questo ordine del giorno è per l'autonomia. Io non riesco a vedere altre alternative, perché sono convinto che i voti per farla passare in Parlamento ci siano sia nella maggioranza, ma anche in molti parlamentari di Forza Italia, del PD e anche di Fratelli d'Italia, perché tenuto conto che si efficienza la macchina dello Stato, ricordiamoci che domani mattina, se si dovessero tenere nel nostro paese i costi standard della nostra regione, si risparmierebbero 60 miliardi di euro, che sono più o meno il costo dell'interesse sul debito. Dunque è un circolo virtuoso, tutto ciò senza togliere un centesimo alle altre regioni. E diciamolo anche forte, perché il residuo fiscale della regione Lombardia grida vendetta, perché 56 miliardi, dove all'interno ci sono anche delle competenze, ci sono tantissimi soldi che vengono redistribuiti a regioni che non fanno bene il loro dovere, perché questo non va dimenticato, ma quelli non li stiamo andando a discutere. Non c'è zona al mondo che redistribuisce i denari come fa Regione Lombardia. Dunque quando qualcuno a Roma ha dei pensieri strani, che se li tolga, perché i lombardi non portano via un centesimo a nessuno, anzi storicamente ne danno sempre pure troppi. Hai fatto benissimo, Senna, a specificarlo, perché molti italiani da nord a sud su questo argomento hanno le idee parecchio confuse, quindi sì, più che le idee confuse penso che molti veramente siano in completa malafede. Qua gli unici che ci perdono qualcosa sono un po' di burocrati di Roma, perché è normale che se le competenze sulla scuola vengono spostate qua, probabilmente qualcuno in qualche ministero deve pensare a fare qualcos'altro, perché il posto di lavoro lo perderebbero, ma sicuramente penso che siano in pochi a piangere per i burocrati di Roma, e questo sia trasversale dal nord al sud. Il resto o è malafede
o è in preparazione e nessuna volontà di approfondire il tema e di capirlo. Esatto, cioè si fa una comunicazione deviata anziché dire la verità. E noi vi dobbiamo spingere ogni giorno, in ogni sede, in ogni posto, spiegando che cos'è realmente l'autonomia. Io credo l'unica possibilità di poter dare un assetto a questo paese e di venire fuori da certi tipi di condizioni. Una preghiera assolutamente per riequilibrare anche il discorso pensioni, affinché neanche chi ha una pensione di 1.500 euro lordi possa andare incontro in futuro a decurtazioni. Io credo che poi adesso stiamo andando nel sistema contributivo, difatti di conseguenza non ci sarà sempre meno ambiguità. Qua all'interno del discorso pensioni è successo di tutto, no? Abbiamo avuto le baby pensioni di invalidità, è stato un mondo e dei costi che sono ricadute sulle generazioni che sono arrivate dopo. Noi dobbiamo sfatare questo mito delle pensioni alte, perché se uno ha una pensione alta perché ha fatto un percorso contributivo importante, ha lavorato e ha pagato tanti contributi, ha diritto ad avere fino all'ultimo centesimo senza che gli venga decurtato nulla. Io non ho sono contro, mi fa paura l'invidia sociale, no? Che vedo, e non ho paura a dirlo, anche oltre che in un ambiente di una certa sinistra ideologizzata, anche all'interno del Movimento 5 Stelle. Se uno ha dei meriti, le differenze ci sono ed è giusto che guadagni. Poi è compito dello Stato, chi fa più fatica, che rimane indietro per vari motivi, perché nella vita non tutti siamo fortunati, che venga aiutato. Però chi ha pagato tanto è giusto che abbia il suo ritorno, e chi ha pagato meno è giusto che abbia meno, senza che gli venga tolto un centesimo, perché se non ripartiamo dal merito io sono convinto che non si vada da nessuna parte, e il merito passa anche attraverso il fatto che chi ha pagato i contributi abbia un suo resoconto. Ottimo, grazie Gianmarco Senna, buon lavoro. Grazie a tutti, ciao, grandissimo Senna, noi vi salutiamo, grandissimi anche loro, Dario Polini e Valentina Lucarelli, e grandissimi anche voi se rimarrete in onda, perché tra poco arriva Armando Siri, ospite qui su Radio Padania, mezz'oretta arriva, non lo so se al telefono, dal vivo. No, arriva, io resto, raga. Allora ci fermiamo. Arriva Siri e vediamo la verità, ce la racconterà lui. Grande A più tardi. Armando.